Dopo l'atto di fede del matto arriviamo al mago o bagatto. Questa è un'energia molto più consapevole di quella del matto e dell'arcano numero 1, quindi denota proprio l'inizio del percorso. Come si può vedere, il mago ha un braccio alzato e uno che indica la terra, e questo indica la connessione, il punto di incontro tra l'idea e la sua attuazione. Sul tavolo riporta tutti e quattro i semi degli arcani minori, e questo sta a indicare che il mago ha tutto ciò che gli serve per realizzare le proprie idee e le proprie intenzioni. Il mago è talentuoso, creativo, è abile, ha una grande autostima ed è molto attivo. D'altro canto può essere manipolatorio, ingannevole, arrogante. Può avere troppo ego, può fare doppio gioco, essere frenetico e staccanovista.